Domenica 14ª del tempo ordinario, anno B, 7 luglio 2024. Dal Vangelo secondo Marco. In quel tempo Gesù venne nella sua patria e i suoi discepoli lo seguirono. Giunto il sabato si mise a insegnare nella sinagoga e molti ascoltando rimanevano stupiti e dicevano: da dove gli vengono queste cose? E che sapienza è quella che gli è stata data? E i prodigi come quelli compiuti dalle sue mani? Non è costui il falegname, il figlio di Maria, il fratello di Giacomo, di Iose, di Giuda e di Simone? E le sue sorelle non stanno qui da noi? Ed era per loro motivo di scandalo. Ma Gesù disse loro: un profeta non è disprezzato se non nella sua patria, tra i suoi parenti, in casa sua. E lì non poteva compiere nessun prodigio, ma solo impose le mani a pochi malati e li guarì. E si meravigliava della loro incredulità. Gesù percorreva i villaggi d'intorno insegnando. Secondo alcuni studiosi, il testo di Marco del Vangelo è stato scritto per aiutare i catecumeni a prepararsi a ricevere il battesimo. Il battesimo veniva amministrato nella veglia pasquale e la celebrazione doveva essere solenne. In quella santa notte veniva letto tutto il Vangelo di Marco. E subito dopo questa lettura i battezzanti entravano nella piscina in cui venivano immersi. La parola battesimo significa immersione, per uscire da quella piscina rigenerati e ricoperti dalla grazia del Signore Gesù Cristo nello Spirito Santo. La liturgia aveva effetti un po' teatrali e rendeva il rito del battesimo un evento significativo, certamente dal punto di vista teologico e umano, ma molto impattante anche sul piano estetico. Il battezzato che usciva dall'acqua, dopo essere stato immerso con tutto il suo corpo, veniva rivestito di una veste bianca e diventava un simbolo per l'intera comunità che lo guardava. Che cosa? Un simbolo del fatto che aveva deciso di seguire Gesù, di rinascere alla vita del Vangelo, alla vita che gli dava libertà e capacità di amare. Ed ecco una gran bella lettura per leggere e pregare il Vangelo di oggi. Farsi prendere anche noi dal Signore Gesù, che ci invita a uscire da tutto ciò che ci lega all'uomo vecchio e che ci rende schiavi per diventare creature nuove. Da non dimenticare mai che uscire è il verbo per eccellenza dell'Esodo, il termine che racconta il passaggio dalla schiavitù alla liberazione e che descrive il cammino che porta l'uomo vecchio a diventare figlio di Dio. Con questa premessa, l'episodio di Gesù, avete sentito nel Vangelo, che rientra nella sua patria ed è connesso al rifiuto da parte dei parenti e dei compaesani che non volevano accettare che il figlio di Dio fosse quell'uomo, è un gran bel segno di libertà che il Rabbì di Nazaret consegna a chi lo segue e a noi che dobbiamo seguirlo. Il messaggio è molto forte. Per Gesù, qualsiasi contesto umano può diventare una gabbia capace di imprigionare il cuore umano e renderlo
malato e far sì che la sua casa, la sua parentela, i propri luoghi e i propri cari prendano questa malattia. Ma seguiamo il testo. Gesù va a Nazareth perché ama la sua terra. L'ama al punto di tornarvi appena può e da riconoscerli come parte integrante della sua identità. Ma quando la patria diventa pretesto per separarsi dagli altri territori e per sentirsi superiore a chi è nato in altri luoghi, quando la patria autorizza forme di discriminazione e di razzismo verso altri fratelli, Gesù si allontana, abbiamo sentito nel Vangelo, anche dalla sua terra e dalla sua patria. Per Gesù non ci sono dubbi. Tutto ciò che impedisce al cuore umano il cammino della piena fraternità va lasciato alle spalle. Da tutto ciò che ci chiude in amori piccoli bisogna uscire, ci dice Gesù, per iniziare il viaggio in mare aperto, che è il viaggio dell'amore, senza nessuna distinzione di etnia, di razza, di genere, di appartenenza e di condizione. E se coloro che tentano di chiudere il tuo cuore sono i vicini di casa, i parenti, i legami familiari e quanti sono cresciuti nella tua stessa casa, anche in questo caso il messaggio è duro, ma al servizio della liberazione da qualsiasi forma di egoismo. E bisogna trovare il coraggio di uscire da questi contesti e incamminarsi verso altri sentieri più scomodi e meno rassicuranti, ma certamente funzionali a mete decisamente più ariose. Ma questo potrebbe anche significare che il Vangelo non giustifica e non fonda il motto Dio, patria e famiglia. Questo motto che spesso viene utilizzato con nostalgia per rimpiangere tempi ormai andati. Gesù sa molto bene che abbiamo bisogno di terra, di legami, di case e di relazioni per crescere bene, ma sa anche che se questi beni diventano idoli, da utili strumenti per crescere, si trasformano in trappole che ci costringono a nuotare nelle pozzanghere dell'egoismo, senza mai permetterci di entrare nel mare aperto e generoso dell'amore. Gesù è persino più radicale, anche dalla religione, dalla distorta visione di Dio. Dobbiamo uscire se questa viene utilizzata come spada per colpire il fratello che si vorrebbe ridurre a nemico. Il che significa che il motto Dio, patria e famiglia è uno schema molto ideologico e certamente poco cristiano, ma anche lontano dal modo di pensare, di pregare e di vivere di Gesù. Gesù conosceva molto bene la vicenda di Abramo, che è stato chiamato a lasciare la casa di suo padre, i suoi legami familiari e la sua terra, per portare la benedizione di Dio in ogni angolo della terra. E in obbedienza al Padre, Gesù, nuovo Abramo, ha deciso anche lui, avete sentito nel Vangelo, di uscire e di lasciare la sua terra, la sua casa e la sua famiglia
perché il mondo diventi una terra ricca di diversità e di identità differenti, ma mai l'una contro l'altra armata. Buona domenica a tutti. Caro Gesù, la mia scuola si chiama Domilani ed è dedicata ad un prete maestro di Firenze, morto più di 50 anni fa, che ha detto una frase molto bella. Se voi avete diritto di dividere il mondo in italiani e stranieri, allora vi dirò che nel vostro senso io non ho patria e reclamo il diritto di dividere il mondo in diseredati e oppressi da un lato, privilegiati e oppressori dall'altro. Gesù, Don Milani ha ragione. Con la parola straniero si creano le guerre, con la parola fratello si costruisce un mondo che è patria di tutti e per tutti. Ti prego Gesù, fa che tutti i paesi del mondo diventino la patria di tutti e di ciascuno. Gesù, aiutami a vivere il mio paese, la mia famiglia e la mia casa come un pezzo della mia patria grande che si chiama terra e che deve diventare la casa di tutti. Grazie Gesù.